Ripartiamo con il telegiornale del Veneto per continuare questa lunga diretta sull'emergenza coronavirus, ma vi faremo evidentemente vedere anche altro in questo telegiornale del Veneto di quanto accaduto nella nostra regione. Ma allora ripartiamo dalla task force regionale, ripartiamo da Filippo Fois, che credo sia con l'assessore regionale Emanuele Lanzarin, non ancora? Non ancora, dovrebbe arrivare tra pochissimo. L'abbiamo vista per un istante, rientrata dentro, ma dovrebbe uscire tra pochissimo. Allora facciamo così, intanto io vi do l'aggiornamento, ma ce lo dirà poi, ce l'ha detto anche prima al telefono l'assessore regionale Lanzarin. È arrivato l'ufficialità dell'aggiornamento sul contagio del coronavirus in Veneto, con 196, di cui 78 nel cluster di Vo, e in questo c'è un aggiornamento di più 6 casi rispetto a quanto detto stamattina. Poi 5 nel cluster dell'ospedale di Mirano, la zona quindi è quella Dolo-Mira, che rimane invariato, 15 nel cluster di Venezia, 10 nel cluster di Limena, 35 in quello di Treviso, quindi confermati i dati di stamane, 3 nel cluster di Vicenza e poi c'è appunto, ci sono 49 casi che devono essere assegnati a un cluster. Allora, Filippo Fois con Emanuele Lanzarin, assessore alla sanità. Ma certo che voi meritate un premio, ancora buono. Sì, per cosa portare lui? Il premio importante potrebbe ce l'abbiamo in diretta. Guardate, meritate un premio voi come noi. Eccoci. Chi questi? Qua ci vuole il film. Siamo in diretta. Dai, andiamo. Assessore, quali sono le ultime novità? Ma l'ultimo aggiornamento sono 196 positivi, 12 in terapia intensiva, poi sono stabili quelli in malattie infettive, quindi l'incremento rispetto all'ultima volta è di 5 positivi nuovi, però c'è un dato importante perché ci hanno confermato che a Vo sono stati fatti più di 3.000 tamponi, quindi quasi tutta la popolazione. Sono dati incoraggianti, visto che comunque i contagi sono pochi rispetto a quello che sta avvenendo per esempio in Emilia-Romagna. Sì, sicuramente sono dei dati che ci rassicurano, non ci tranquillizzano, perché chiaramente l'attenzione deve rimanere alta. L'Emilia Romagna, l'ultimo dato che abbiamo sentito in videoconferenza con la Protezione Civile, è sui 217, quindi oltre i 200, e quindi sicuramente noi oggi abbiamo un dato che è più omogeneo ma soprattutto più stabile. Assessore, le basi del nuovo decreto. Le basi del nuovo decreto siamo in attesa di vedere appunto quanto sarà contenuto nel DPCM per poter eventualmente fare delle osservazioni, per poi appunto andare all'intesa e quindi alla pubblicazione in Gazzetta. Il governo appunto ha espresso la sua opinione suffragata dal comitato scientifico, che ha fatto la differenziazione tra tutte le regioni, che comunque avranno un orientamento molto più leggero, e le 3 regioni invece, quindi Emilia, Veneto e Lombardia, che avranno ancora delle restrizioni delle attuali ordinanze di fatto. Quindi a parte le scuole non ci sono ancora certezze su cosa uscirà fuori? No, non ci sono certezze, c'era una discussione in corso rispetto alle chiese, quindi alle funzioni religiose, quindi all'apertura delle chiese, su cui il Veneto ha chiesto una posizione, e poi anche sulle misure rispetto ai luoghi di cultura, e quindi l'incontingentamento, come lo chiamano loro, rispetto ai musei. Praticamente si comincia a entrare, però, in gruppi ristretti. Assolutamente in gruppi ristretti per tutta la prossima settimana. Che tempistiche prevede adesso, quando si avrà il decreto? Ma noi speriamo in serata di avere la bozza di DPCM, poterlo quindi vedere, osservare, e poi io credo che domani mattina verrà appunto definito e poi pubblicato in Gazzetta. Domani sarà la giornata importante? Penso, e speriamo di sì, anche perché ricordiamoci che comunque domani c'è l'ultimo giorno dell'ordinanza. Il decreto deve avere la controfirma del Presidente della Regione del Veneto? Ma sulla controfirma non saprei, però oggi il Premier Conte ha detto che comunque chiede l'intesa alle regioni interessate. Ci deve essere un'intesa per questo decreto passi o meno? Il Premier ha chiesto questo, adesso nelle modalità capiremo Per quanto riguarda, perciò ci sono misure restrittive che restano e strutture sanitarie
del Veneto. Come la vede complessivamente la situazione, rapidamente, come vede la situazione complessiva della situazione qua in Veneto? Ma come ho detto i numeri sono numeri confortanti, quindi vedo una situazione che sta tenendo molto bene anche per quanto riguarda appunto le strutture sanitarie, con un dato stabile anche rispetto ai ricoverati in malattie infettive ma anche in terapia intensiva. È chiaro che questo però non ci pone in una condizione di abbassare la guardia, ma di comunque avere tutte le cautele e precauzioni del caso. L'ospedale di Schiavonia che ruolo avrà? Sull'ospedale di Schiavonia mi sono incontrata stamattina con il Presidente del Comitato dei Sindaci, probabilmente martedì parteciperò all'esecutivo e alla conferenza dei sindaci. L'ospedale di Schiavonia rimane chiuso tutta la settimana prossima perché così rispetto appunto i 14 giorni di isolamento. Dopodiché abbiamo detto che per una parte, quindi oggi stiamo ragionando su 1 o 2 reparti insomma, destinati all'emergenza qualora noi avessimo numeri importanti, necessità quindi di trovare posti letto, e poi per il resto insomma ritornerà nell'operatività. Diciamo che di sicuro c'è che le scuole rimangono chiuse. Di sicuro c'è che le scuole rimangono chiuse, ma non la chiusura come prima, ma la sospensione. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono le lezioni di fatto, ma però le attività di segreteria piuttosto che quelle dei docenti o del personale ATA possono invece essere in funzione. Grazie. Buona serata, a domani, ciao. Grazie. Bene, avete sentito? Questo sì, abbiamo sentito tutto, grazie allora, grazie a Filippo. Ascolta, quindi una cosa importante. Mi senti? Sì. Senti, mi pare di capire che anche domani ci sarà la task force regionale lì a Marghera, questo è il concetto? Sembrerebbe di sì, perché in un primo momento c'era parso di capire che il decreto ci sarebbe stato in nottata e invece probabilmente si continuerà a lavorarci su anche domani. Grazie allora Ma Filippo. è ancora tutto da vedere perché sentiamo anche... No, vai. No, siccome abbiamo sentito delle notizie un po' contrastanti tra chi diceva che ci sarebbero stati dei contatti telefonici che sarebbero proseguiti anche nell'arco della notte tra il governo e i presidenti di regione e che quindi si arrivasse già a un accordo per il nuovo decreto in nottata, e quello che adesso ci ha detto l'assessore Lanzarin che parlava di domani mattina. Benissimo, grazie allora, grazie a Filippo Fois, ci ricolleghiamo poi nel telegiornale di Venezia, grazie davvero. E faremo l'ultimo collegamento con te dal telegiornale di Venezia. Allora restiamo a Venezia, vediamo uno sguardo allora, alle varie ULSS nella giornata di oggi. Partiamo dall'ULSS 3 con il punto del direttore generale, anzi no scusate, ha parlato l'assessore Lanzarin, ma dovevamo appunto risentire quanto ha detto il governatore Zaia oggi all'uscita, proprio sul dettaglio e anche sui contrasti un po' con il governo. Sentiamo. Ma guardate, intanto il decreto, il DPCM, sembra che non ci sia un'ordinanza questa volta, ma ci sia un DPCM con l'intesa e in fase di redazione. Abbiamo avuto incontri tutto il giorno, io ho iniziato da stamattina alle 9. Siamo nella direzione di una proposta che fa il governo alla luce del comitato scientifico nazionale che c'è, e quindi di illustri esponenti del mondo della sanità, dell'Istituto Superiore della Sanità, che danno delle direttive. A me sembra che l'emergenza c'è, senza drammatizzare, però è pur vero che non ci sono delle aperture, nel senso che ci troviamo sicuramente con la chiusura ancora delle scuole, o meglio più che chiusura, sospensione, quindi ci andranno ovviamente gli impiegati delle scuole, quindi le scuole verranno mantenute in funzione ma senza gli studenti. Dall'altro c'è tutta una serie di misure di contenimento del contagio relativamente ai musei, ad altre partite come i cinema, ai grandi eventi, gli eventi in generale, fino all'8 di marzo. E ripeto, siamo in attesa del documento per rileggerlo e vedere quali sono le indicazioni. Le indicazioni, da quel che si è discusso e parlato approfonditamente, sembra abbiano anche delle indicazioni da parte dell'Istituto Superiore della Sanità, e indicazioni che io ho chiesto siano chiare e che comunque chiedo che il governo a questo punto emani l'eventuale circolare poi direttiva esplicativa, visto e considerato che è difficile per noi dare interpretazioni a indicazioni che dà l'Istituto Superiore della Sanità, perché si parla di droplet, che significa distanza minima da tenere, che sembra sia il metro.
E dall'altro c'è un altro aspetto, io ho chiesto e resto ancora convinto che la zona rossa si possa valutare di aprirla, visto e considerato che sembra che è passato il periodo canonico dell'incubazione. Qui mi sembra che su sto fronte non ci capiamo. Non ne faccio un momento di polemica, abbiamo la comunità scientifica, è ovvio che va rispettata, hanno grosse perplessità sul fatto che ci siano 77 contagiati e vogliono protrarre la chiusura dell'area rossa per altri 7 giorni. Lasciatemi il tempo di attendere il provvedimento, lo dobbiamo leggere, poi eventualmente osservare nuovamente e quindi poi verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Una risposta entro stasera? Assolutamente sì, perché deve essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale domani. Quindi sostanzialmente, Presidente, si tratta di viene prorogato il provvedimento che era già stato deciso domenica. Ma guardi, sì, però diciamo anche che ci sono 3 regioni che hanno questo provvedimento, che sono il Veneto, la Lombardia e l'Emilia Romagna, e c'è ovviamente ancora più codificato cosa si può fare e cosa non si può fare, c'è preoccupazione per i 600 casi della Lombardia e i 200 casi ormai con 33 persone ovviamente in cura in ospedale, delle quali 11 in terapia intensiva in Veneto, e i modelli ovviamente gli algoritmi che ci danno un'impennata dei contagi. Fino ad ora abbiamo cercato di circoscrivere i contagi, ovviamente il caso Treviso è emblematico, che il tema è stato di un contagio avvenuto direttamente all'interno dell'ospedale. Sembra che ci siano nuove direttive anche da parte dell'OMS rispetto ovviamente all'utilizzo dei presidi o quant'altro. Adesso cercheremo di capire. Abbiamo chiesto, questo ve lo posso dichiarare, ho chiesto che vengano anche rivalutati gli standard per eventuali terapie intensive, letti, posti di terapia intensiva diciamo d'emergenza, che non possono evidentemente, pur nella loro efficienza nelle cure, sottostare a dei parametri da periodo di pace dove ci possiamo permettere di tutto, anche il mazzetto di fiori. Cioè, in questa fase dobbiamo pensare a curare i cittadini, curarli bene. Voglio dirvi che noi per quanto riguarda questo siamo già attrezzati anche con le attrezzature che dovevamo avere e che abbiamo comprato in tempi non sospetti. Traducendo, cioè riducendo in sintesi estrema la vicenda, cioè lei aveva chiesto, sosteneva la riapertura delle scuole, invece venne riconfermata per un'altra settimana la chiusura delle scuole e altre misure restrittive anche per musei, luoghi pubblici come cinema, teatri e anche le chiese. Io traducendo è molto semplice, intanto è bene essere chiari, vi potete andare a vedere le mie dichiarazioni. Io ho sempre detto che sono per una ripresa, però vi ho sempre detto che ci vuole una validazione scientifica, questo l'ho detto in ogni caso, perché noi non ci possiamo assumere responsabilità di scelte che non hanno base scientifica. L'Istituto Superiore della Sanità e tutti i tecnici dicono, in linea anche con quello che sta succedendo nei paesi a livello internazionale, è quello di dare la chiusura. Cioè, avete visto purtroppo che la Svizzera ha chiuso addirittura il salone dell'automobile, Berlino addirittura rinuncia alla fiera più grande del turismo che ci sia a livello internazionale, che doveva tenersi la prossima settimana, e tutta una serie di ristrettezze, ad esempio come la Gran Bretagna per la chiusura delle scuole o quant'altro. Non è che mal comune sia mezzo gaudio, però vedete che il contagio si sta spostando da 2 regioni iniziali del nord a tutta Europa. E come si fa fronte alle questioni economiche? Beh, guardi, abbiamo parlato anche di questo, il Presidente del Consiglio e il Governo, che era praticamente tutto presente, garantisce che ci saranno provvedimenti urgenti. Noi comunque già a metà settimana, penso mercoledì, saremo in delegazione ristretta proprio a parlare di questo su Roma. Si è parlato di un allargamento della zona rossa a tutto il Veneto, da questo punto di vista. Il Veneto è in emergenza, cioè direi anche qui, chiariamo questo aspetto, non pensiamo che ci voglia la carta adesso per dimostrare che siamo in emergenza. È chiaro che siamo in emergenza, abbiamo diciamo focolai a Treviso, ce li abbiamo a Miradolo, abbiamo un caso a Belluno, abbiamo un caso o un caso o 2, adesso non ricordo, a Rovigo, insomma non è, e poi ovviamente Limena, Venezia e ancora ovviamente il caso di Voi. Insomma, penso che star lì a perdere tempo con dichiarazioni, cioè, è evidente che la crisi colpirà e colpisce tutto il Veneto, quindi hanno assolutamente la mia comprensione gli imprenditori, ma si sappia che queste non sono scelte che si fanno sulla base di calcoli politici come qualcuno dice, ma di calcoli semplicemente di algoritmi e di rischio di incidenza. Speriamo che tutti si siano sbagliati, ma se non fosse così qualcuno dovrà dire avevano ragione.
Le scuole restano chiuse per un'altra settimana? Le scuole, guardate, restano sospese le attività per una settimana. Il termine esatto è sospeso, il che vuol dire che ci andrà il personale dentro ma non ci vanno i ragazzi. Altri luoghi come musei? Posso anche aggiungere che nella discussione che abbiamo avuto è durata ore, io sono qui da stamattina alle 8, e vi dico solo, perché ho iniziato stamattina con la protezione civile, vi dico solo, come tutte le mattine, vi dico solo che la discussione avuta e la grande preoccupazione dei clinici e degli esperti di contagi va proprio sulle scuole e sui luoghi di culto. Noi abbiamo chiesto che sui luoghi di culto almeno si dia un respiro e si possa concedere, con tutte le limitazioni del caso, visto considerato che, mi si perdoni, non mi risulta che ci siano folle oceaniche che entrano nelle chiese, anche perché sono molto diluite, che ci sia almeno la possibilità, e voglio riconoscere la grande disponibilità del Patriarca che ha avuto in questa settimana per 15 diocesi. Di fatto a questo momento scuole che vengono sospese l'attività, per quanto riguarda gli altri luoghi, perciò cinema, teatri e musei? Vale anche per loro la chiusura, ci saranno delle restrizioni, però è prudente, ve lo sottolineo che poi non diciate che ho detto una roba per un'altra, è prudente attendere il documento finale, che è quello che va in Gazzetta Ufficiale, anche perché vorremmo poter, se possibile, osservarlo in alcuni punti, limitatamente alla discrezionalità che ci compete, di certo non forzando la mano ai clinici. Io e i miei colleghi non ci assumiamo la responsabilità di scelte che possono mettere a repentaglio la salute dei veneti. Così anche per le chiese? Ma certo, per tutto. Adesso vedremo come il documento adesso è in fase di redazione, sono qui in attesa e poi ci sarà l'ultimo confronto e dopo andrà in Gazzetta Ufficiale. Al momento la sua linea è distante da quella del governo, però? No, guardi, rispetto alle soluzioni no, posso dire che è fondamentale però essere chiari con le indicazioni per i cittadini, perché sennò è inevitabile che poi ci sarà raffronto tra la pizzeria e il ristorante, tra il ristorante e il centro commerciale, tra il centro commerciale e la palestra, tra la palestra e la piscina. L'abbiamo già vista sta settimana. Allora, la prima ordinanza è stata blanda, diciamo anche per garantire un soft landing, non un atterraggio morbido. Adesso siamo entrati in piena attività, e tanto è vero che ho chiesto al governo che qualora venga emanato il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il governo scriva su questo DPCM che la circolare deve essere assolutamente redatta da loro, perché sono loro che hanno con i tecnici definito alcuni parametri. Nel frattempo nessun caso di contagio nel Veronese, c'è un dato particolare che riguarda i 196 casi di contagio al Veneto, c'è anche tra questi casi un caso asintomatico collegato al focolaio lombardo di Codogno, dunque il famoso collegamento con Codogno. Ce lo faremo spiegare più tardi dall'assessore regionale Manuela Lanzarin, che sarà qui con noi alle 19:30 nel telegiornale di Treviso. Il cluster più importante resta quello di Voi Euganeo, quindi l'ULSS 6 Padovana. Vediamo. Noi in tutta l'intera provincia di Padova abbiamo 118 soggetti positivi, 118, di cui solo 11 sono ricoverati. Tutti gli altri, 106 sono in isolamento domiciliare, nel senso che sono risultati essere cittadini positivi al test, che non hanno alcuna sintomatologia o hanno sviluppato lievissimi sintomi, sono costantemente seguiti dal nostro Dipartimento Prevenzione, dai propri medici di medicina generale o pediatri libera scelta, qualora si tratti di età pediatrica, sono costantemente seguiti e qualora dovesse verificarsi un aggravamento della sintomatologia immediatamente presi in carico dalle nostre strutture. Quindi direi che la situazione è assolutamente sotto controllo grazie al fatto che è scattato un meccanismo peraltro pronto e oleato da tempo, per cui la nostra risposta è stata anche efficace. Una settimana dopo l'emergenza come sono le cose? Cosa è successo? Beh, come voi sapete, ovviamente noi abbiamo avuto questo caso, il primo, seguito da altri 3 casi confermati all'interno dello stesso presidio ospedaliero. Quindi questo ha comportato una serie di iniziative di emergenza
immediate che hanno portato a una chiusura temporanea delle attività dell'accoglienza da parte della struttura dei pazienti, ma via via la situazione si è molto chiarita anche per capire da dove venivano questi pazienti, il perché questo fosse successo, e anche grazie poi a tutta una serie di iniziative procedurali previste dalla Regione Veneto e dal Ministero, abbiamo via via, tra virgolette, allentato la situazione sull'ospedale di Schiavonia, quindi i pazienti sono stati dimessi, i dipendenti hanno comunque continuato a lavorare, abbiamo fatto la valutazione di tutti e sono tutti negativi, quelli che sono stati a contatto comunque con l'assistenza, i pazienti non hanno tamponi negativi e quindi in questo momento l'ospedale sta comunque assicurando l'assistenza ai pazienti che erano lì ricoverati, abbiamo comunque assicurato delle prestazioni che non potevano essere altrimenti erogate, vedi l'oncologia, vedi la dialisi, la consegna dei farmaci, le trasfusioni salvavita, quindi è un ospedale che comunque ovviamente ha continuato la sua attività. Abbiamo avuto oggi la conferma che possiamo riaprire, le attività saranno normalmente riattivate con decorrenza 6 marzo, a fine anche del periodo considerato così di osservazione dei 14 giorni dopo la normale sanificazione che si fa in queste situazioni. Oggi a parlare anche il professor Andrea Crisanti, che dice: sono più preoccupato dai soggetti positivi senza sintomi che di quelli ricoverati. Intanto viene chiuso il campionamento a Vo. Un positivo può trasmettere l'infezione. Io ritengo molto più pericoloso un positivo non ammalato che un positivo ammalato, perché il positivo non ammalato va in giro e trasmette la malattia. L'ammalato sta in ospedale in una condizione di sicurezza, di contenimento e non trasmette la malattia a nessuno. Io personalmente sono più preoccupato dei positivi non ammalati. Il caso di Vo è una situazione epidemiologica unica, nel senso che un'intera comunità è stata isolata, quindi, e sono stati testati tutti. Quindi questo significa che avremo i dati finalmente una volta per tutte per calcolare il coefficiente di riproduzione del virus, avremo i dati per stratificare la popolazione a secondo diversi criteri per vedere chi è più suscettibile, quali sono le fasce e classi di età che si ammalano, quelli che non sviluppano sintomi, quelli che invece sviluppano una malattia grave, e quindi potranno essere aggregati e disaggregati per diversi parametri. Quindi chiaramente questo gruppo unico nel suo genere ci darà tutta una serie di risposte importantissime per poi prendere delle decisioni di carattere operativo. Ecco, quindi vorrei dire, non è che Vo è un gruppo sperimentale, noi non stiamo facendo nessun esperimento sui pazienti di Vo. I pazienti di Vo, cioè il personale, gli abitanti di Vo sono stati tutti quanti analizzati, è una situazione epidemiologica unica che ci permette di dedurre tantissime informazioni di sanità pubblica che aiuteranno a prendere decisioni importanti. Quindi l'indagine su Vo è chiusa? Dunque l'indagine su Vo in questo momento, il campionamento è chiuso. Allora, la fascia di popolazione più a rischio, l'abbiamo ripetuto in questi giorni, è quella degli anziani. Allora, a Treviso siamo andati a sentire quale sia il loro stato d'animo, registrato dall'associazione più rappresentativa della città, appunto nel capoluogo della Marca. Sentite. Anziani e coronavirus. È la terza età quella maggiormente a rischio se contagiata dal virus cinese, ma i nostri nonni non sembrano barricarsi in casa, anzi, confidano molto sulla sanità veneta. Gli anziani sono fiduciosi, anche increduli, ma comunque sono abbastanza fiduciosi. La conferma arriva dal GAT, Gruppo Anziani Treviso, l'associazione più importante per la terza età in città. Questa è la storica sede di Via Calabria, di sabato normalmente affollata, oggi come si vede vuota. Noi abbiamo chiuso appena ci è stato comunicato dal Comune. Abbiamo però garantito il collegamento telefonico, nel senso che sia al numero del GAT che anche al mio personale, chi telefona avrà una risposta. Oggi per esempio mi hanno chiesto se domenica si riapre, ho detto che non sarà possibile, però confidiamo, il direttivo sta lavorando in questo senso, domenica prossima, che sarebbe l'8 marzo, di fare una grande festa. Ulteriore conferma della voglia di normalità anche per gli anziani, che secondo la Presidente però non hanno ancora ben chiaro cosa stia capitando. Direi di no, assolutamente no. Loro fanno riferimento al loro medico,
ai parenti, questo sì, ecco, temono di essere lasciati soli, ma questo però è un sentire comune di ogni giorno degli anziani, cioè noi dovremmo fare in modo che gli anziani avessero, dico io sempre, un numero telefonico da fare e un collegamento sicuro. E questo è il timore che continuerà anche quando, secondo l'esperienza dei più vecchi, il coronavirus non farà più paura. Oggi bevevo il caffè con un amico che lavorava al laboratorio di igiene e profilassi della provincia, per tornare un attimo indietro nella storia, mi ha detto che era già noto nell'86. E dice poi dopo, adesso verrà caldo, Ivonne, tranquillizzati perché col caldo lui non si fa più vivo. La pagina della cronaca l'apriamo con l'individuazione di una banda di giovanissimi da parte dei carabinieri di Sacile, una banda che aveva messo a segno una rapina aggravata, ma non solo. 3 giovani residenti in provincia di Treviso sono stati arrestati nel corso di un'operazione della compagnia Carabinieri di Sacile in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per l'ipotesi di reato di rapina aggravata, lesioni personali aggravate e porto abusivo d'arma. I 3 sono coinvolti in una rissa con accoltellamento durante una cessione di droga. Il provvedimento restrittivo riguarda un ragazzo di 20 anni originario del Marocco e residente a Farra di Soligo, un 18enne di Pieve di Soligo e un altro 20enne di Conegliano, tutti con precedenti di polizia. Per gli stessi reati risulta indagato presso la Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori di Trieste un 17enne di Pieve di Soligo, ora in stato di libertà. Secondo quanto inizialmente denunciato, i 5 si sarebbero dovuti incontrare alla stazione di Sacile per il presunto acquisto di una bicicletta di un 19enne del posto la mattina del 27 gennaio. Dalle prime indagini dei carabinieri l'incontro invece era finalizzato alla cessione di 10 grammi di marijuana, ma durante le fasi della contrattazione ne era nata una colluttazione e il 19enne sarebbe stato ferito con un coltello da cucina dal cittadino marocchino. L'aggressione poi era continuata con pugni a volto e minacce di morte. Il giovane, finito a terra, era stato anche rapinato di portafogli e bicicletta. Ed ora il grosso incendio che nella serata di ieri ha interessato il Col Melon in comune di Pedavena, siamo nel Bellunese, l'intervento immediato di uomini e mezzi ha scongiurato davvero il peggio. Le fiamme sono divampate per quasi 6 ore, illuminando la serata nella vallata feltrina, ma alla fine vigili del fuoco e protezione civile hanno avuto la meglio. L'allarme è partito alle 18:30 sul Col Melon, in comune di Pedavena, posizione impervia quanto panoramica, non a caso in località Belvedere. Impossibile che l'incendio passasse inosservato. Sul posto sono così subito arrivate le squadre dei pompieri permanenti e volontari di Feltre del Basso Feltrino, con 7 automezzi e circa 20 operatori a salvaguardia delle abitazioni più vicine, che in un primo momento sembrava fossero a rischio. Sul Col Melon anche i tecnici dell'antincendio boschivo regionale che hanno coordinato le operazioni, tecnici regionali supportati dai volontari di protezione civile antincendio boschivo, come confermato anche dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacin. Le operazioni di spegnimento si sono concluse con successo a notte inoltrata, mentre le operazioni di bonifica del mezzo ettaro distrutto dalle fiamme sono proseguite per tutto il giorno e si sono rivelate particolarmente complicate, visto che molti alberi erano già al suolo dopo vaia. Sulle cause del rogo stanno indagando i carabinieri forestali. Adesso a Venezia, dove circa 200 attivisti dei centri sociali questa mattina hanno fatto irruzione alla centrale elettrica Palladio di Fusina. Oggi siamo qui come centri sociali del nord-est e stiamo occupando. Abbiamo bloccato il cancello d'ingresso e siamo entrati nella struttura responsabile della produzione di 700 tonnellate di carbone al giorno. Scopo raggiunto: bloccati gli impianti. Siamo saliti su una delle strutture più alte per calare striscioni e occupare i nastri trasportatori del carbone. Circa 200 attivisti dei centri sociali hanno fatto irruzione alla centrale elettrica Palladio di Fusina. Carabinieri e polizia sono giunti sul posto per controllare la situazione a distanza, senza impedire la protesta.
L'organizzazione di un presidio non preavvisato contrasta con quanto la città sta vivendo in questi giorni in relazione al rischio sanitario. I manifestanti con la loro azione potrebbero determinare la mobilitazione delle forze di polizia già impegnate per le note esigenze. La questura ha scelto di monitorare la situazione coordinando le forze in modo da rispondere alle esigenze di sicurezza pubblica legate alla delicatezza del sito, con le primarie necessità dei cittadini, in questo momento in cui tutti dovrebbero essere più sensibili a determinate esigenze. Qui e resteremo qui a bloccare questa centrale. Restiamo a Venezia con le amministrative, la politica, perché la Lega ha risposto alle dichiarazioni rilasciate dal sottosegretario Pierpaolo Baretta, come sapete candidato del PD alla poltrona di sindaco per le amministrative di Venezia. Dopo le dichiarazioni del sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta in merito alla sua candidatura a sindaco di Venezia, immediata la reazione della Lega locale. Tra i temi toccati dal candidato del centro-sinistra è infatti quello spinoso delle grandi navi, che Baretta ha promesso di bloccare dalla laguna se sarà eletto. Il suo ruolo al governo sarebbe quello di, da veneziano qual è lui, di sollecitare una decisione, di mettersi intorno a un tavolo a decidere, ma bisogna ricordargli che il ministro dei trasporti è del suo stesso partito e quindi dovrebbe fare autocritica prima di tutto, prima di guardare gli altri. Non solo, Tomaello commenta anche una dichiarazione di Baretta che avrebbe fatto infuriare molti veneziani, ovvero il rilancio di Mestre tra le priorità in caso di vittoria. Un'uscita assolutamente fuori luogo, Venezia e Mestre sono due realtà diverse e bisogna tutelarle e ho sempre detto io a Mestre va data un'identità, ma assolutamente non si può dimenticare Venezia, ma lo dico soprattutto a lui che è residente a Roma da quello che so e quindi è meglio che torni un po' dalle nostre zone e capisca i problemi sia di Venezia che di Mestre. Allora chiudiamo la pagina del Veneto e adesso fra pochissimo, dopo un istante di pubblicità, andremo con il telegiornale di Venezia.